essere. In alcuni nidi comunali di Verona è il primo caso di bimbi rifiutati a scuola perché senza documentazioni sui vaccini. I genitori attaccano, la scadenza era stata anticipata senza una delibera e bimbi discriminati per un intoppo burocratico. Il caso dell'uomo che a Padova ha inneggiato all'ISIS e agli attentati di Barcellona non può essere espulso perché aveva fatto ricorso per ottenere lo status di richiedente asilo. Serata notata difficile per il maltempo che ha colpito il Padovano, il Veneziano e il Trevigiano, nubifragi, grandini e alberi caduti. L'allarme ritorna in queste ore. A Treviso un nuovo bando della prefettura sui migranti che di fatto destina la gran parte dei profughi nei comuni che non hanno ancora accolto. Sindaci sul piede di guerra e imbarazzo nel centro-sinistra. Aggredita e scippata mentre porta a passeggio il cane, una donna trevigiana denuncia la violenza postando le foto delle ferite su Facebook. Mostra del cinema Lido di Venezia, in serata il red carpet per la star più attesa, George Clooney, è arrivato ieri a Venezia con la moglie Amal. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la questione vaccini. Sappiamo che l'11 settembre, anzi secondo nuova direttiva del Ministero, è il termine per presentare tutta la documentazione. Ebbene, però a Verona c'era un anticipo per alcune strutture, per alcuni asili comunali, un anticipo del 21 agosto, solo che non tutti i genitori lo sapevano. Allora da Verona c'è il primo caso di bimbi rifiutati a scuola e attaccano i genitori anche discriminati a scuola perché non avevano questa documentazione. I genitori sono sul piede di guerra e annunciano azioni legali. Vaccini e scuola, lo scontro è già servito sul piatto e arriva da Verona il primo caso di bimbi che si sono visti negare l'accesso e la permanenza nelle aule. È accaduto ieri in alcuni nidi comunali. A denunciarlo l'associazione Corvelva che si batte per la libertà vaccinale. 15 genitori ai quali i dirigenti delle strutture hanno detto no. In 13 casi la cosa si è risolta dopo una lunga trattativa positivamente. In 2 casi mamma e papà hanno riportato i bimbi a casa. Tutto accade perché il Comune di Verona, racconta l'associazione, ha deciso senza alcuna delibera ma in modo autonomo di anticipare per i servizi della prima infanzia al 21 agosto 2017 il termine per consegnare la documentazione utile, specificando ai genitori dubbiosi come l'anticipo della scadenza fosse dovuto alla necessità di iniziare con ordine e in modo regolamentato l'anno educativo e informando come, non essendo questa una data espressa dalla legge, non fossero obbligati a rispettarla, aspettando eventualmente il 10 settembre come da normativa nazionale. Il Comune di Verona aveva messo sulla sua home page del sito, però niente delibere, cioè una paginetta sul sito del Comune, aveva posto come limite il 21 di agosto per consegnare la documentazione. Naturalmente molti genitori erano in ferie il 21 e molti altri non lo sapevano mica, perché non tutti stanno sul sito del Comune a guardare sull'H24. Così ieri mattina è successo il finimondo. Queste mamme qua che hanno accostato il bambino alle insegnanti del nido si sono viste chiamare dicendo che dovevano portarli via i bambini, venirsi a ritirare i bambini perché non potevano, avevano ricevuto direttive che non potevano tenerli. In alcuni casi i bimbi sono stati accettati, ma con dei distinguo. Abbiamo trovato maestre che sono tenute amorevolmente il bambino, ripeto, amorevolmente, il bambino separato dal resto dei bambini. Un conto è la burocrazia, attaccano i genitori, altro invece la discriminazione. Si sono viste dire dalle insegnanti che se non portava documentazione entro le 11:30 avevano istruzioni dal Comune che non avrebbero potuto dar da mangiare al bambino. Non ce l'abbiamo con il Comune, dicono, ma con lo zelo ferreo di alcuni dirigenti. Una battaglia che promettono avrà conseguenze legali. Contro chiunque, noi pensiamo, abbia leso non solo i diritti, ma anche la dignità del bambino. Un caso destinato ovviamente a far discutere anche per ciò che accadrà nei prossimi giorni, fin quando ci sarà il limite temporale del 11 settembre. Vedremo cosa accadrà eventualmente nelle
prossime province, nelle altre province, e vedremo anche come risponderà il Comune a questa polemica. Intanto noi andiamo a Padova per parlare di allarme sicurezza. Ricorderete ovviamente di 2 giorni fa la notizia dell'arresto di un uomo che aveva inneggiato all'ISIS agli attentati di Barcellona all'aperto in un parco, aveva anche aggredito la polizia e quindi era stato arrestato. Bene, non solo è già stato scarcerato, ma non può essere espulso. Diventa paradossale e pericolosa l'espulsione dell'uomo che ha inneggiato all'ISIS e agli attentati di Barcellona ai Giardini dell'Arena. Già, perché il 22enne del Gambia non può essere espulso. Dopo una notte in cella è stato liberato. Il processo sarà celebrato il 6 settembre prossimo, ma nel frattempo il giovane africano è libero. L'unica misura che dovrà osservare è il divieto di dimora in Veneto. La questura di Padova sta studiando la sua posizione perché al momento non può essere espulso. Bakari Marong ha fatto ricorso al primo pronunciamento della commissione che si riunisce per valutare la legittimità delle richieste da parte dei richiedenti asilo. Questo ricorso impedisce qualsiasi azione nei suoi confronti fino alla sentenza finale del giudice. È evidente però che questo rappresenti un problema di sicurezza in un momento storico di allarme generale legato agli attentati terroristici. Ed ora il maltempo che si è abbattuto dal pomeriggio di ieri, poi per le ore successive in gran parte del Veneto. Partiamo da quanto accaduto a Padova. Tardo pomeriggio e sera di venerdì di disagi in gran parte della provincia, per piogge abbondanti e grandine. Nella zona di Saccolongo e non solo, chicchi grandi come mele. A Rubano la grandine fitta, anche se con sfere meno voluminose, ha fatto venire il mal di stomaco agli automobilisti in viaggio in pensiero per le carrozzerie delle loro auto. Allagato Corso Stati Uniti in zona industriale fino a tardi, con i lavoratori che hanno impiegato molto tempo per rientrare a casa alla fine della settimana lavorativa. Grandine che ha sferzato anche le periferie, ecco le immagini dalla Paltana. In centro allagata per qualche ora anche Piazza delle Erbe. Vigili del fuoco subissati di chiamate per rimuovere rami di alberi finiti sui tetti. In queste ore sono ancora all'opera, in particolare a Piove di Sacco. Per piani terra di capannoni, interventi in corso da parte dei pompieri in alcune vie della zona industriale. Dal pomeriggio probabilità alta di rovesci e temporali che entro sera raggiungeranno tutte le zone del Veneto. Localmente i quantitativi saranno abbondanti e i fenomeni intensi con forti rovesci, raffiche di vento e grandinate. Questo in provincia di Padova. Ovviamente lo scenario si è riproposto anche in provincia di Venezia, allagato piazzale Roma, Venezia, disagi a Mestre, sott'acqua diverse zone della Riviera del Brenta e del Noalese. L'inizio dell'autunno meteorologico che ha inciso con una perturbazione annunciata da giorni che ha spazzato l'afa e abbassato i gradi della colonnina di mercurio. Vento forte e temporali diffusi hanno sferzato tutto il veneziano causando danni ingenti e disagi alla circolazione delle auto. A Venezia si sono rovesciati millimetri e millimetri di pioggia in poche ore. Piazzale Roma è andato letteralmente sott'acqua. Problemi anche a Mestre, dove alcune strade allagate hanno messo in difficoltà gli automobilisti. Grandi disagi nei comuni della Riviera del Brenta, soprattutto a Vigonovo, Fossò, Stra, Campolongo Maggiore, Camponogara e Campagna Lupia. Qui garage scantinati sono andati sott'acqua anche a causa dei chiusini ostruiti dal fogliame caduto per il forte vento. Sono state a decine gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per rimuovere piante cadute e rami pericolanti. Anche nel Noalese un violento acquazzone ha colpito con particolare intensità la zona di via Crosarone della frazione di Moniego. Alcuni alberi si sono abbattuti sui cavi della linea elettrica provocando l'interruzione dell'energia nel centro storico di Nuale, sia alle abitazioni che alle attività, ai servizi pubblici e agli impianti semaforici, alle torri e altri servizi. Danneggiate irrimediabilmente anche le strutture del Goodbye Summer Festival di Moniego. La manifestazione è stata sospesa e gli organizzatori stanno valutando il da farsi. Fortunatamente non ci sono segnalazioni di danni a persone. E questa mattina un grosso albero che si trovava nel giardino di Villa Margherita a Treviso è caduto, crollato, finendo sugli adiacenti campi da tennis, come vediamo in queste immagini. Da capire se il crollo è dovuto, come sembra probabile, al maltempo delle ultime ore. Sul posto i vigili del fuoco e in sopralluogo anche l'assessore comunale Ofelio Michelan. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno nel circolo tennistico perché, come
vediamo l'albero, come vediamo in questa immagine, è caduto proprio poi anche sui tendoni dei campi da tennis, quindi poteva veramente ferire o peggio alcune persone. Restiamo nel Trevigiano, restiamo nella Marca trevigiana, perché è alta la tensione sulla questione profughi dopo il nuovo bando della prefettura, che di fatto destina la gran parte dei nuovi arrivi, se ci saranno ovviamente delle risposte a questo bando, ai comuni che finora o hanno poco accolto oppure non hanno accolto per nulla. C'è una rivolta ovviamente dei sindaci, molti dei quali di centrodestra, ma c'è anche un certo imbarazzo nel centrosinistra. I numeri sono lì, nero su bianco, quelli dei nuovi migranti di cui ciascun comune della Marca dovrebbe prendersi carico, soprattutto quelli che finora hanno detto no. Sindaci leghisti sulle barricate dopo la pubblicazione del nuovo bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo da parte della prefettura, che dovrebbe consentire di far fronte agli arrivi da ottobre a fine anno, ma anche di alleggerire le strutture ancora sovraffollate, dall'ex caserma Serena di Dosson all'ex Zanusso di Oderzo. 6 milioni di euro a base d'asta per gestire 1880 migranti. Alcuni comuni non hanno raggiunto la quota stabilita dall'ANCI, come Castelfranco, dove di profughi ce ne starebbero, secondo i conti dell'ufficio del governo, altri 104. Invito il signor prefetto, a dire al Ministero che Castelfranco, accogliente cittadina della Marca trevigiana, non è disposta ad accogliere migranti che sappiamo essere per l'80% clandestini presso strutture del pubblico ente. 82 la quota ancora spettante a Conegliano, 103 a Montebelluna, 37 a Riluttante Volpago, 59 a Paese, 55 a Villorba, dove il sindaco Marco Serena in una nota ironizza su un bando che lede la libera concorrenza di un mero business. Damiane, che secondo la prefettura dovrebbe ospitarne 11, Angela Colmellere conferma al prefetto il suo no. Strutture pubbliche libere non ce ne sono e qualora ne avessi le destinerei ai miei cittadini in difficoltà, taglia corto, ma nella conta finiscono anche molti comuni di centrosinistra, da Preganziol con 38 migranti a Silea con 33. Spazi comunali, ribadisce il sindaco Cendron, non ce ne sono. Noi siamo all'interno di chi è favorevole a un'accoglienza diffusa, tuttavia non avendo strutture pubbliche da mettere a disposizione, ci siamo messi a disposizione come risorse umane e organizzative. Comune pronto ad agevolare eventuali privati che volessero accogliere i migranti, non così Castelfranco. È lo specchietto delle allodole dei 35 euro al giorno che stuzzica magari qualche privato o qualche speculatore a rendere disponibili degli spazi. Quando dovessero per qualsiasi motivo esserci dei problemi, non vengano a bussare alla porta del municipio. A Mestre è giallo sulle cause della morte di una ragazza di appena 21 anni che si è accasciata ieri mattina in via Vespucci mentre era in compagnia del fidanzato ed è morta istantaneamente. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte di una ragazza di 21 anni che venerdì mattina ha perso la vita davanti al cancello della sua casa in via Vespucci a Mestre. La giovane era in compagnia del fidanzato che ha chiamato subito il 118. I sanitari si sono prodigati nei tentativi di rianimazione che sono risultati purtroppo vani. In via Vespucci sono arrivati anche gli agenti della questura e della polizia ad aver avviato le indagini per stabilire le cause del collasso e se questo, come avrebbe riferito il fidanzato, possa essere sopraggiunto dopo l'assunzione di droga. La giovane aveva frequentato il liceo artistico Guggenheim e poi la scuola di estetica e acconciatura Botticelli. Attualmente era rappresentante di prodotti di profumeria. Se l'autopsia dovesse confermare il nesso fra il decesso e l'assunzione di sostanze stupefacenti, la scomparsa della giovane sarebbe la 6ª morte per overdose in città nel giro di pochi mesi. Un malvivente cerca di scipparla della borsa, lei però resiste, vittima una giovane donna di Spresiano nel Trevigiano che poi ha postato su Facebook le foto della violenza per denunciare questa aggressione. Aggredita e scaraventata a terra nel tentativo di rubarle la borsa. Vittima una donna di Spresiano che stava portando a passeggio il cane. Ad un tratto un uomo di colore, snello, 1,75 m, le si è avvicinato ed ha tentato di strapparle la borsetta, ma il malvivente non aveva fatto i conti con la giovane che si è opposta con tutte le sue forze, quindi l'ha colpita con 2 calci, poi l'ha gettata a terra. Temendo di essere scoperto, il ladro è fuggito in direzione della Pontebana. La vittima ha voluto raccontare sui social l'aggressione subita, ha postato le foto con i segni della violenza.
Un amaro sfogo che ha trovato immediatamente tantissimi messaggi di solidarietà. La donna si è poi recata dai carabinieri per presentare denuncia. Gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona dove è stata messa in atto l'aggressione per dare un nome ed un volto al ladro. A Padova, ora con attimi di follia, all'Arcella un anziano che voleva aggredire il vicino ha finito poi per prendersela con la moglie che cercava di fermarlo. Una lite tra vicini che è degenerata e si è conclusa con il ricovero in psichiatria deciso dal giudice per un anziano. Siamo all'Arcella e le discussioni tra i due vicini sono da tempo all'ordine del giorno, finché, esasperato, un 83enne, forse anche sotto l'effetto del caldo, scende in cantina per prendere la falce e punire il vicino insopportabile. La moglie però, che vede la scena, interviene. Anche lei, esasperata dalle frequenti reazioni violente del marito, riesce a bloccarlo e impedirgli di armarsi, ma l'anziano è ormai fuori controllo. Prende un bastone e picchia la moglie. Una violenta bastonata alla testa mentre qualcuno chiama il 118. La donna viene subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove viene raggiunta dai carabinieri che ricostruiscono l'accaduto, ma ricevono il fermo rifiuto della donna a denunciare il marito. A quel punto è entrato in scena il giudice, che ha deciso di disporre una visita psichiatrica per l'83enne e come conseguenza il ricovero obbligatorio nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Padova, che il magistrato ha la facoltà di disporre temporaneamente. Intanto la moglie si è trasferita da parenti e si spera che nel frattempo l'anziano ritrovi la calma. Vedrò le immagini di un grave incidente consumatosi avvenuto questa mattina, poco prima delle 8 a Zero Branco, all'incrocio tra via Bettina e via Quinto, coinvolti un'auto e un furgone che si sono scontrati per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Entrambi i mezzi sono finiti nel fossato adiacente alla strada, come vediamo nelle foto dei vigili del fuoco. 2 persone sono riuscite a uscire autonomamente dall'auto, un uomo che si trovava invece all'interno del furgoncino è rimasto incastrato. È stato necessario l'intervento, come vediamo, dei vigili del fuoco per estrarre l'automobilista dal mezzo. I 3 feriti, le cui condizioni non sarebbero fortunatamente gravi, sono stati trasportati dai sanitari del SUEM intervenuti sul posto all'ospedale Cafoncello di Treviso. E ora lasciamo la cronaca e andiamo a Mareno di Piave, siamo sempre nella Marca trevigiana per vedere le immagini della prima vendemmia analcolica andata in scena ieri. L'obiettivo è quello di creare uno spumante che punta ai mercati internazionali in cui manca una cultura dell'alcol, come ad esempio i paesi islamici. È iniziata così la prima vendemmia analcolica realizzata a Mareno di Piave. Sarà capitato spesso a chi è astemio di ritrovarsi a brindare ad un matrimonio a Capodanno con un bicchiere di acqua o di succo di frutta, mentre tutto intorno risuonavano cincin a base di un buon vino. Ora anche per chi non ama gli alcolici o non può berli per motivi di salute o religiosi ci sarà la possibilità di gustare un bianco rigorosamente senza alcol. Mi sono accorta che per qualche ragione non tutti potevano brindare col calice elegante, lo stile italiano, lo stile veneto. E allora ho creato un prodotto che fa brindare tutti. È un brindisi ideale per lo sport, per i mercati islamici dove non è ammesso l'alcol. Il brindisi in questo caso è qualcosa invece che porta gioia e felicità. Da oggi lo spumante analcolico entrerà anche nei reparti di oncologia con il protocollo d'intesa firmato tra i produttori e la fondazione Altre Parole Onlus, un modo per portare leggerezza laddove molto spesso la spensieratezza è assente e le bollicine vogliono essere un modo in più per rendere la degenza ospedaliera meno dolorosa. La possibilità di stappare una bottiglia, la possibilità che i nostri pazienti bevano questo vino analcolico dà loro la possibilità anche di essere più allegri, più felici per qualche momento. Ci sono 2 ricercatori padovani che sono in partenza per il Polo Sud, li conosceremo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di eccellenze venete e quindi di 2 ricercatori padovani che sono in partenza per il Polo Sud. Cosa faranno in Antartide? Studieranno l'ecosistema a bordo di una nave a rompighiaccio e anche in una base internazionale. Li abbiamo conosciuti.
Sono 2 i ricercatori italiani in partenza per l'Antartide per studiare un ecosistema tra i più complessi del mondo, un viaggio lungo e difficile per poi rimanere in quei luoghi per circa 2 mesi, una novantina le persone presenti nella base internazionale. L'attività è un'attività di campionamento di organismi, l'obiettivo della ricerca è quello di caratterizzare dal punto di vista genetico alcune specie target, quindi di particolare importanza, della rete trofica antartica. Quindi studieremo dei pesci, dei molluschi, dei crostacei, ma anche dei microrganismi. Fondamentale anche saper mantenere la calma in condizioni difficili di convivenza in piccoli spazi. Il personale è selezionato anche per questo, la prima volta che si va in Antartide, ma anche le volte successive vengono fatte dei colloqui con degli psicologi per mantenere, per verificare appunto l'idoneità anche dal punto di vista psicologico. Prima di accettare le candidature serve un periodo di addestramento per ricostruire le condizioni di vita dell'Antartide e saperle affrontare. Una prima parte teorico-pratica in cui si impara ad intervenire in caso di un ferito o di incendio, si apprendono i rischi e le soluzioni a questi rischi in ambiente freddo. E una seconda settimana sul ghiacciaio del Monte Bianco, dove si impara a montare una tenda, a costruire un rifugio nel ghiaccio, ad evitare i crepacci e anche a convivere con poche persone in un ambiente ristretto. Chiara rimarrà una cinquantina di giorni a bordo di una rompighiaccio tedesca, soffre un po' di mal di mare, ma l'orgoglio di far parte di una spedizione così importante supera tutto. A bordo della rompighiaccio tedesca Polarstern, che è uno delle imbarcazioni. Noi ci interessiamo della distribuzione di queste specie lungo la penisola antartica, la connettività tra le popolazioni di ogni singola specie, e sono dei fattori cruciali per comprendere qual è anche il potenziale di sopravvivenza di queste specie in un ambiente che si sta riscaldando. Forse nella sua carriera cinematografica ha fatto anche la parte di un ricercatore scientifico, comunque George Clooney è in ogni caso la star più attesa al Lido di Venezia, è in corso la 74esima mostra del cinema, è arrivato ieri a Venezia con tutta la famiglia, è atteso per questa sera per il red carpet, quindi l'entrata vera e propria ufficiale alla mostra del cinema. Ovviamente i fans sono già in fibrillazione. George Clooney e Amal sono tornati a Venezia nel grande stile che li contraddistingue, questa volta però accompagnati dai loro gemellini Ella e Alexander, nati lo scorso giugno, vestiti da baby gondolieri in onore della città in cui la coppia si è giurata amore eterno nel 2014. George e Amal hanno lasciato giovedì la villa sul lago di Como per giungere a Venezia in vista dell'anteprima di Suburbicon, il film che Clooney ha diretto, con protagonisti l'amico Matt Damon e l'attrice Julianne Moore. Alloggiano tutti all'Hotel Belmont Cipriani alla Giudecca. La famiglia Clooney è arrivata a Venezia con tutti i comfort a seguito, portando il guardaroba della famiglia al completo. La prima cena della coppia è stata giovedì sera all'Hotel Danieli in Riva degli Schiavoni, ma venerdì i Clooney sono tornati dall'immancabile ristorante da Ivo. Terminato l'acquazzone che ha colpito anche Venezia, George e Amal a bordo del taxi Amore condotto dal fedele motoscafista dell'attore sono stati accolti al ristorante. Clooney aveva prenotato ben 5 locali diversi in centro storico per sviare i giornalisti. Ed evidentemente c'è riuscito, almeno per il suo arrivo di ieri. Siamo in chiusura, io vi ricordo però la nostra rubrica, il servizio meglio, a disposizione di voi telespettatori, lo dico ad antenna se volete segnalarci un disservizio o un problema da risolvere, con una mail a redazione @antena3.it oppure chiamandoci al 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure con un sms o un WhatsApp al 351 175 5340. In questo caso potete anche mandare una foto o un video che testimoniano il vostro problema. Questa sera 20:10 si parlerà di ripresa economica e soprattutto occupazionale, anche alla luce degli ultimi dati Istat, e sappiamo che anche ad esempio nella Marca Trevigiana
ci sono però delle situazioni di tensione, ad esempio alla Electrolux. Si parlerà anche di questo, anche dei fronti caldi, così dicendo, del prossimo autunno. In studio con Francesca Bozza, il segretario generale della CGIL di Treviso Giacomo Vendrame, e anche per un profilo sociologico della questione lavoro con il professor Vittorio Filippi, appunto noto sociologo. Allora appuntamento alle 21, alle 20:10 con il nostro 20:10. È davvero tutto, vi lascio alle importanti previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Il vortice Poppea è ancora in azione sul nostro territorio e dunque avremo condizioni di maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi, rovesci e temporali distribuiti su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica. Diamo uno sguardo anche alle temperature, che risultano essere in ulteriore calo, con massime comprese tra i 18 e i 26 gradi, valori notturni attesi tra 13 e 17 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui condizioni di accesa instabilità, molte nubi con rovesci e temporali diffusi un po' ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere in calo, previste tra i 20 e i 27 gradi, minime intorno ai 16-17 gradi circa. E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui rovesci e temporali diffusi più intensi sulle aree centro-meridionali della regione. Le temperature risultano essere in ulteriore calo, con massime attese tra 18 e 20 gradi, minime previste intorno ai 13-14 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali lungo le coste e da sud-ovest al largo. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.